Andiamo Maria che ero Castello Simone. Guardate che cosa. Madonna che peso che mi viene in testa. Lei ha scudato, mi cerca da vista l'occhio. Madonna, guarda che tu hai. A sti seguita nostra che non si capisce qual è la pezza nuova. Mamma! Guarda che cosa. Guarda! Che c'è? Guarda quanto bicchiere che non sta lì! Giù! Tu puoi fare capire che veniamo dalla campagna, vero? Non è toccato niente, vedi che ce la stanno tutti i segnali che mandi. Che buono, ma non è per fare capire che veniamo dalla cari. Che esagerazione tutti sti bicchieri che hanno a fare! Non si tocca. Basta già. Un attimo che vai a chiamare a donna Maria. Qui sta Andiamo Maria che ero Castello Simone. Guardate che cosa. Madonna che peso che mi viene in testa. Lei ha scudato, mi cerca da vista l'occhio. Madonna, guarda che tu hai. A sti seguita nostra che non si capisce qual è la pezza nuova. Mamma! Guarda che cosa. Guarda! Che c'è? Guarda quanto bicchieri che non sta lì! Giù! Tu puoi fare capire che veniamo dalla campagna, vero? Non è toccato niente, vedi che ce la stanno tutti i segnali che mandi. Che buono, ma non è per fare capire che veniamo dalla cari. Che esagerazione tutti sti bicchieri che hanno a fare! Non si tocca. Basta già. Un attimo che vai a chiamare a donna Maria. Qui sta Come non mi posso Tanta fare? ragazzina di campagna, io Che ti tempi? Picciolino, quant'anno potevo dare? Sì, annunzi, ma qui c'erano io di 4 anni, già non puoi più. Ma io non sei. E poi quando io i pigliai i d'occhi e ci taccai a suo figlio. Tu c'è, da sotto erano sempre assieme, tutti e due. Come erano sempre assieme? Sì, li chiamavano sempre a Damiano. Sempre. No, era sempre assieme a Leopoldo. Ci insegnai, anzi ci imparai a chiamare su all'albero. Ma la grammatica non t'imparasti? Betta, piuttosto sai che fai, che modo solo di piglia i bagagli e chiama con lì a sopra il posto. I bagagli? Sì. Di quanto ho avuto più notizie perché aveva tanto tempo che lei non ci veniva, ma non pensavamo che Cristiano era malato, ma come morivo? Ma scomparivo figlia senza manco dire mio. Quando sono chiesa, c'è la morte, ancora non ci posso credere. Ma sai come fu? Così alla proprio si mangiamo, bene, scherzavamo, io. Mi giro a nero, mi ci piglio lo sciuviato. Quando tu hai avviato figlio con gli occhi da maniera. Mario, Pensava che mi scherzava, o tu che già in sotto un compito solo. E va bene, ma la vita continua. Un amico di famiglia, ma ne parliamo dopo. sì, Ma contami da dire. e che c'è cusata da mia Maria? E la scottura, e la malasotta. La cia malasottata e per noi è malasottata. Ma da se che? Sì, ne suoi. Che sì, ne per dire. C'ha tutto sta muggere. Non mi faremo muovere una mia. No, che padico, che pulito, donna Maria. Ma come muore? A mia vita è una sambata. Purtroppo sambata da mia vita, io, sì. Vedi qua, vedi questo qua, questo è Eusebio. Questo è amore figliolanza. Abbiamo 17 anni. E io gioia da mia vita era faccio per mia. Da 6 mesi, schetti e marodati. Subito. E 2 anni mia mamma che non feci, donna Maria. Ancora montuno mia matrimonio. Ah, feci tanta d'aranciata e limonata. Un anno vostro per non figlioli. Gli moluni sfatti e mangia. Ah, mangiare. Ah, feci una dotta con 8 uova. Ma sogno uova. E un albo di sposa. Spasciò io non solo da abbonarmi a mia nonna. Dopo Maria che non può dire. Mamma, paria. Ora non mi più. Oh, ma sempre bene, si finisce. Ma non più, donna Maria, volete? I sofferenzi. Ti sfaganciano. E io mi diceva sempre, da sera, lo svolgimento del matrimonio. Ma quanto si bella. Ma io non vedo cazzia. Assunta. Io non vedo cattiva, non penso cattiva. Hanno finito tutte cose, che gente se ne andava a casa. Tutto, sai quanto ce n'era? Più di 18. Se
non ha reso casa, poi non vitte mia nonna, mi disse, buona nonna, per ora io ancora è caruso, a casa paguglio, e ne dese l'accogliere. E so io già andata a scala, ma quando se ne andano tutti, io avanti, e io facevo. E mi faceva, assu, ma non vedo cattiva, ci faceva, io finisci. Io sempre, smettila. Assunta, io non vedo cattiva. Che c'è? Non vedi l'ultimo scalone. Un amore Nenzi. Ah, vediamo se si ma vai, ci siamo a guagnare per questa sera. Vediamo a dirlo. E mi pigliai, oddio, poi ci sentiva tanta affezione, veramente, io le cose devo dire la verità, perché era un bravo cristianetto, era annuzzo, e io ho 68 anni, però era bravo. Io non posso dire. L'unica cosa, ecco, che lui aveva stuziato, e io, come Dio, dicevo, cioè la mia vita, che Dio ducesse. Quanto l'avevi cuiato sto cesso? No, per causa dello stuziato di fumo. Ora ci spiego. E tu come si alzava la mattina e me la so e tu ricordo della figlia c'è tutta la mia vita. Andava via 2 anni, manco c'era, io dico 6 anni, 7 anni. Allora figlia, e tu si alzava la mattina e fumava. Ma finisce, ci faceva Eugenio. Lasciami andare, non hai vizi, chi sta l'unico? Fuma, signore mi benedici. Sta sento a bagno. Che si fa a babba? Se non tu mi sei, puoi fare a babba con una mano e con l'altra tu fumo su carne, non è possibile. Io lo faceva. Se faceva a babba, un solo, se non si lava tutto. E piglia con tu con spirito, disinfetta che è tanto cesso. E continua a babba, piglia con tu con disinfetta che è tanto cesso. E che tanto un cesso che non con tu con spirito. A poi che Dio non basta, la croce. Ci viene a tenere di corpo parlando la con creanza. Se toglie sopra il cesso e io ho la sigaretta. La fumma. E che succede? La fumma battiva un suffalotto. Ha lasciato questa moglie. Lasciato questa moglie, pensavo che c'era festa qua dentro. E invece era io. Ringraziando a Dio. Un torno che fece, sbattevo con cesso e morivo. Ringraziando a Dio, che dici queste cose, va? Perché? Chi c'è? Chi è? Donna Amalia, ringraziando a Dio. Oggi che la vita. E mia nonna ci disse, mamma, ma non vai. Tieni tu a mia figlia, ma fammi andare, ma mi rinfresca i sentimenti. Ci disse. Mia nonna mi chiudi al tuo convento. Se io ci faccio una piccata su pizza, se io a me non mi faccio, mi resterei in un cervello. E raga, grazie a Dio, pure mi conoscevo che veniva un parlanetto, mi confessava. A noi, Moniche. Poverazza, io mi tiravo su. Mi diceva sempre, Assunta, sfogliati delle tue pene. Assunta, sfogliati dei tuoi affanni. Assunta, sfogliati dei tuoi malanni, delle tue veramente povertà di vita. E risorgerai. Se spugliò io. Che senso? Da tutti i sensi. Perché spugliò la stessa sera non fermo. E che pulita la carne. E che stuccare, è un staglio. Non amo veramente, me ne ritroviamo, diciamo, non congiungiamo, no, uno so solo, non offrivo, via una bella stanza, sì, che da usavo sgabuzzino. E ne mettiamo da entra, poverazzi, cosa sonno. Solo che domani mattina, io sentivo il rumore che si occhiego e girava questo. Assunta, non ne usaio. E che ne sai io ci dissi, no, io non sapevo che si chiamava così, e io non so che ci dissi. E mi girava e ci disse, ma perché ora che fare più cadone che? No, dice, Assunta, io sono un baspremo. Ci siamo ma chi? Una limonata, una aranciata. Forse
voleva dire blasfemo. Comunque, che non voleva sprumuto, io non ci faccio dire. Comunque io ci dissi, ma gioia da mia vita, ci dissi io, fermati, perché corri così? No, Assunta, io devo respirare. Ci si io da finestra. Volia espiare i peccati. Infatti, non mi dissi sono un peccatore. Io pensavo che volia respirare, ma comunque. Da una botta quando ho trovato una casamenti, comincia a correre. Ma faccio, ma e lo staglio? Dove vai? E tu si gira e mi fa, dice un monaco quando fui io, ognuno sa che cazzo sono. Vedi, l'avevo ragione. E come? Sono nanno. Ma mi finivo. Come una pareonna. Io lo cercavo. Dice, vedete che se non a noi, non te pongo. Sì, dopo forse. Comunque dopo dice che ci hai a buttare a mangiare ai cristianetti che erano morti fame. Però, forse mangiare era picca, gente erano assai, se mangiava io. Sì, vuoi auto di che c'è di gente. Mangiavo, Cannibali c'è. sì, che sono dopo. Chiama di cannibali. Cannibali dopo, si mangiava. Prego, donna Maria, forza, che faccio? Dove vai? Aprici che brancasso con niente a botta in terra. Grazie, salutiamo. Elvira, Puma, messi che pupilla è senza vivo, ha letto una Aprici, oddio. E cucina dentro. C'è sì, da brancato, c'è sì. Calogio, da rassegnare, calogio! Ragazzi, la seconda luce, contacco io. E attaccasse lì. Sì. Attaccasse lì. Attaccasse. Non portatene che hai Ma dico io, ma giusto, Oh, oggi sì. hai a passare chi tu circo. Viste, che ne sai, ci devi cavalli che hanno i ricchi. Ci pare che era una sceccata. Lo farò buttare via la... Scusa, donna Amalia, saprò se vuoi a porta petta e stasera. Prego, s'accomodi, prego. Ah, lei era, prego. Avanti, prego. Buongiorno, donna Amalia. Buongiorno. Sputa caso, passavo di qua sotto e mi sono detto, ma andiamo a vedere com'è sta donna Amalia. Dice buono. Certo, prego, s'accomodi, prego, sta in piedi, si Ma dopo sta. di lei, dopo di Grazie. lei. Comunque, non mi voglio accomodare. Che ci posso offrire qualche bicchierino di rosolio? Non sta canciando tempo. Dicio, buono caccio sono certo sul falori. Ma capite che mi va a dare il caffè? Mamma mia, che mi volete dire? Assunta! Non mi dicete niente che è meglio. Assunta! Finiamola. Io stai sentendo cose che, santo Dio, guardate che tu vieni a stare tornando. Finiamola. Madonna, non sa bene, sono stanca, forse. Io ma via non sarei più stanca. Assunta! Puro, io proprio oggi mi sento proprio una porcheria completa, Carolina. Se sotto a sto angelino sapete che non mi sentite buono. Che dici lì allora? Tu dici sta Sì, non è che bene. Ci visto che non sento tanta buona, ma non sta male stamattina. Sta venendo negativa, però voi avete una faccia. Tu dici? Io dico. Ah, Carolina, allora di sicuro mi fa fare male. A sera io non rinfresco. Mangia tanta ridda cazzata che mi viene la nausea lì. Ma non c'è una solità si mangia cazzata, certo che poi c'è resa sullo stomaco. Tu dici? Io dico. Senti, va chiamando a tua mamma, fammi questa cortesia. Sì, stai chiamando. Sì, io ho una mia vita. Le passato tra dottore e farmacista, ma senza concludere niente, Carolina. Niente completamente. Donna Amalia mi disse che la tua madre cura con lei. Scusa per queste quattro decotte in piazza che fate riesce a risolvere i miei problemi. Ma chiama. Poi mi va dare. E poi vado a Mario Cammano che freddore, vedi che c'è da. E troppo sto freddo ancora, questo vuole dire che io non mi sento buona. Vediamo se mi piglio una vecchia ruta come va. Vediamola che sono valori.
e tu ne hai tutta me detta. Può darsi che sta passando un cacco tu lo cura durante la nuda. Assunta! Non ti cantare, Assunta! Non mi interessa niente. Ciao, guardate che fumo che c'è, aprite flash. Ciao! Assunta! Ciao! Fare malo a Quinta Maria, signorina della cucina, con una mano nuova, da mano qui. Fare malo a Quinta Maria! Ciao! Ciao! Assunta! Ma è mai possibile dopo tutta sta rasciata che pisci? Tu vuoi dare a me l'utenza, sì o no? No, io... Che cosa sta dicendo? Ma qui è che parla. Arriva quella che tu compagnia la sta in terra come un cacchis. Guarda, ora siamo come un tapo. No. Guarda la ricetta. No, Vai, insomma. che era su Bocianne. Guardate che c'è! Dalle parusa! Maruga! Oggi! Si mangia Baccalaro! Già. Ecco, io dicevo adesso che bello, oggi faccio vincitore! Oggi faccio baccalaro! facciamo il stocco? E allora, Betta, che fai? Resta a mangiare a capo me, no? C'è il stocco. Sì, grazie Leopoldo, volentieri. È bello che ci sto, come piace, sai. Però guardaggio, da cibuda, poi salato. Che si vicinante, eh? Che si vicinante. Di che si preoccupa, signora Marchesa? Pare che poi a baciare a caccaduno. Che stu dici tu? E poi a te che ti interessa? C'è buono. Oh, Che bello figlio, tutto sommato, tutto sommato. Ma perché pure lei? Ma tu non ti senti Lei. ora? Lei. Ma lei, tu? Lei. Lei, Assunta. Ti faccio un bello regaletto. Che fate piaceria? Una camicetta di pizzo bianco trasparente nova. A te solo ci piace figlio? Alla piacetta di pizzo ci accattassa a Sosoro. Guarda tu stessa, che stai vedendo già? E io vedo. Sì, io vedo. Tu stai vedendo che c'è un mascolo che è? Guardalo. Guarda come si sta formando, guarda, vedi? I braccia, guarda. È vero, hai ragione, Ave. Lo stai vedendo? E com'è? E com'è? Veramente vedi da accanto, chiama una zapputa, quindi ho vedere. Pure il saputo sì. Oh, ma... bene. E poi... Sì, ti pare a te che è un romanzo appuntato, figlia, che ne sai, c'è questo video che te lo dico, domani, Questo è paradiso, diciamo, a proposito del paradiso, dico io. Va, ecco, vedi, io mettevo a alcuni modo, diciamo, va, io una perionna, no, non sei nata di donna. Ma chi? Dico chi va, ecco chi va. Ma Assunta. Non ci posso. Dico io. Ma che dici? Io avevo una perionna che mi dà sto marito, addosso il borino. Oh, che ci vuole tanto? A pudicisti! Sapete A sto marito, addosso il borino. A Tolle Bori mi Sì. Ah, sì, va bene. A uno sta andando, donna Maria. Uno... Perché è nato Sapotusa. Sì, e poi Dici che i soldi si gioca ai cavalli. dici, i soldi si gioca a cavalli. Che se Disgraziato. che se vendi un orologio d'oro mi si gioca ai cavalli. Dici che se vendi un orologio d'oro, mo si gioca a cavalli. No, non ci credo che dove Dio, Non ci stai per avanti. Giudizia a lei, come dico. Ma io giudice, con giudizia a uno che non può votare. Ecco, all'appoggio. Sì, la verità, io ho avuto con tutto, io si ci può i soldazzi, si ci può i cavallazzi, Non ci posso credere che non insieme così. C'è a dire quello che i soldi di Buttuna si giocava che... Chi è? Che c'è? Ma fa scantare. Dici che i soldi di Buttuna si ci può a mano firme. Di me. Sai, Giulia, non è bugia. Ah sì? Senta una cosa, Lia, io... Sì? Vieni a casa, ti voglio dire... Senti. Ti voglio dire, Lia... E poi Maria, apri. che non veniva io a rompere la vattopanaro. Oh, Betta! Ciao, Ciao Leopoldo. ciao, Betta.
come che c'è, Leopoldo? Te ne andaste con tutte le premura, la stessa tutto cosa avete? Ditemi di porti chiave di un negozio. A proposito, tua mamma come sta? Ma che ne sai, Betta, non tu cercare, solo se. Allora siete solo di davvero? Perché sto? Perciò. Ma cominciamo a dare conto. Scusa, ora che fai? Aspetta, donna Maria, c'è dire una cosa. Vabbè, ma non me la sai un altro momento, proprio ora. No, preferisci aspettare l'ora. Non è che ti dispiace, Leopoldo? No, non mi spiace. Ho fatto una cosa. Io penso che... Sì, assassino delinquente che mi ciuffasse tutti i miei soldi. Assunta, non mi voglio sporcare le mani, pensaci tu. Scaldate, mi faccio buttare a mia, mi faccio sempre. Ma che t'ho fatto, tesoro? Tesoro, un corno tesoro. Ragazzi, mamma sì, netta pecora e montone. E ricorda un ciccigliato come a che ti toccate ginocchia del cumulo, senza mano, con mano che lo faccio io, lo saccio per tutti. Mettete a terra, disgraziato, non lo fare. Io mi sento commovente, puttana. È un momento troppo commovente. Assunta, Non lo fare. addio. Addio. Io torno lassù. Lassù. Sì. Ma io resto qua giù. Ci vedremo, Assunta. Sì. Addio, Assunta. Ciao. Grazie. Grazie per quello che hai Mio, fatto. sul valore c'è. Grazie, Assunta. Addio, Assunta. Assunta. Addio, Assunta. Non si può dare! Io te ne andai tu, madonna mia, la casa quanto sto io. Mamma mia, mamma mia. No, no, come la noi ora? Come? Buonasera. Buonasera. Scusasse, ma lei qui? Mi presento subito, permette. Eudisio Gervasio, conte di Vellatrasio di Sottoelmio. Caramà, la mia famiglia è originaria di Sottoelmio, poi siamo caduti un po' in basso e siamo arrivati sotto il mio. Maria, che suppiasco! C'è molto fumo in questa casa. Ah, mia amorissima! Avete bruciato la frittata? No, no, senza frittata, abbiamo... Non lo so. Mi deve scusare. Prego! Sì, mi posso accomodare. Prego, s'accomodi, sapete, ma la signora non c'è. Se lei voleva la issa, io poi la potevo fare entrare dopo che veniva la signora. Ma Cercava. no, veramente ho avuto un piccolo problema con la carrozza. Si è rotta la ruota della carrozza. Ma io avevo fatto lei. Assolutamente. Ah, io pensavo che era come un kit. Assolutamente. E allora mi sono detto, quasi busso, vado, vediamo se mi apre la prima porta, ho bussato. E ha trovato questa porta. E mi sono permesso di sedere da questa parte. Prego, si accomodi pure. È più comoda. Sì, per l'amore di Dio. Ma è soltanto lei da via, che vuole? Lei mi può aiutare? Ma dicesse come? Non so, vediamo un po' di aggiustare questa carrozza. Ma io non sogno un carrozziere. Io ci posso mandare da un mio vicino. Io ho una cosa giusta cammino. A mio vicino. Assunta! Ricordati chi sei il numero 4. Assunta, auguri! Ma l'ho preso un po'. Ma come la via a dire a me?